Benvenuti a tutti gli amici di mattoscacco.com e ritorniamo a fare un video su una scacchiera reale, non digitale. Volevo solamente dire agli amici che ci seguono, che dice ma hai smesso di fare video sulla scacchiera vera, e ragazzi, che porta via un mucchio di tempo, perché se mentre fai i video al computer fai schiacciare rec dal programma e ti registra tutto quello che fai, spostare i pezzi è tutto più agile, e c'hai soprattutto di fianco l'analisi del computer, quindi non puoi dire cavolate, non puoi fare sviste, perché c'è il computer che ti dice a ogni mossa qual è la mossa migliore. Fare invece un video di questo tipo su una scacchiera reale, devi essere attentissimo a quello che succede e devi studiartela molto bene la partita, anche a memoria, anche perché non hai la lista delle mosse, non hai è brutto insomma mettersi di fianco alla lista, vederla e commentarla eccetera, quindi sono video molto più impegnativi, e tra girare il video, studiare la partita bene e montarlo vanno via tranquillamente 2 ore, 2 ore e mezza, quindi sono video più impegnativi. Spero che li apprezzate di più. E niente, fatta questa piccola premessa, volevo farvi vedere questo video dove Nakamura col nero giocherà una serie di trappole al nostro Feingold, entrambi grandi maestri. La partita è stata disputata nel 2008, quindi andiamo subito a vedere. Bene, Feingold apre con D4, risposta di Nakamura è F6, C4, G6. Siamo chiaramente entrati in una est indiana. Andiamo a vedere ora come prosegue la partita. Cavallo C3, vado piuttosto veloce in queste mosse d'apertura, alfiere G7, E4, D6, alfiere 2. Fin qui nulla di che. Arrocco, cavallo F3 e ora cavallo BD7. Questa è una mossa classica, tipica della est indiana, che va a supportare spinte di questo tipo, o E5 oppure C5, dipende da quale tipo di variante vuole giocare il nero. Il bianco arrocca e ora E5. Finalmente il nero è riuscito a fare questa spinta, ma insomma non c'era, diciamo, niente che glielo impediva, perché è stata ben preparata. Torre 1. Ora qui il bianco ha deciso di giocare questa variante. L'altra alternativa era quella di giocare, e questa è quella che gioco io spesso, donna C2 e torre D1, che va a creare chiaramente un attacco a raggi X sulla donna, nonché va a prendere comunque una colonna molto, molto importante. Qui invece il nostro grande maestro ha voluto giocare torre E1 con lo scopo poi di andare a giocare alfiere in F1, che chiaramente controlla sempre C4 da lontano, ma libera la torre alla difesa di E4. Quindi questo è chiaramente il piano del bianco. C6, alfiere F1 come abbiamo detto prima, e ora il nero cerca un contrattacco sull'ala di donna, visto che comunque la situazione al centro si sta praticamente quasi per chiarire. Adesso il bianco deve controbattere sull'ala di donna, perché non può lasciare che questo pedone avanzi o che comunque il nero riesca a prendere il sopravvento sull'ala di donna. Spesso un errore è che ci si concentra troppo sul centro e sull'ala di re, ma l'ala di donna è un altro settore della scacchiera molto importante. Qui chiaramente il bianco vorrebbe giocare A3, B4. Chiaramente non si può giocare subito, c'è bisogno di qualche preparazione. Proprio per questo motivo la mossa che fa ora il bianco è torre B1. Torre B1 chiaramente ha tolto la torre, che dopo una serie di cambi il bianco avrebbe perso la torre, quindi torre B1 serve innanzitutto a spostarsi dalla colonna A, serve a supportare la spinta in B4 e serve a togliere la torre dalla diagonale fortissima dell'alfiere. Questa non è assolutamente cosa da poco. Ok? Andiamo avanti. Qui una piccola imprecisione di Nakamura con torre E8. Benché sembra una mossa di normale sviluppo, e noi sappiamo benissimo che queste mosse si fanno sempre, qui è un po' un'imprecisione. Infatti
anche il computer dà qualche punticino in meno al nero dopo questa mossa. Perché è un'imprecisione? Perché semplicemente dopo un'eventuale spinta in D5, ed è una spinta classica in questo tipo di partita, e un eventuale supponiamo C5, il centro è bloccato e questa torre perde tutta l'utilità, mentre sarebbe stato molto più utile mantenere la torre su F per preparare spinte come queste, che anche queste sono molto giocate. Quindi questa mossa torre 8, benché non sia gravissima, comunque è un piccolissimo punticino in meno per Nakamura. D5, che crea un centro molto forte. Il rovescio della medaglia di questa spinta in D5 è quella che lascia un buco in C5 che il nero chiaramente può prendere con il cavallo. Ora il bianco potrebbe portare avanti il suo piano. Ti ricordi che l'idea è quella di giocare a 3 sostenuta da B4? Tuttavia non si può giocare, perché se il bianco ora giocasse a 3, A4 stopperebbe tutto e questo tipo di mossa non sarebbe più possibile per via della presa en passant. Quindi qui il bianco ha preferito giocare in modo solido, di consolidare la struttura, e anziché giocare B3 ha preferito giocare B3. Una mossa che oltre che di consolidamento è anche molto dinamica, perché può anche seguire un'avanzata, non per forza bisogna prendere per fortuna nel gioco degli scacchi. Quindi il nero sviluppa il suo alfiere A3, A4, B4, cavallo B3. Questa è una successione di mosse insolite. Torniamo un attimino indietro. Qui solitamente, anziché giocare A4, che diciamo è una novità, solitamente si preferisce cambiare al centro, perché dopo il cambio al centro, il centro è bloccato, non ci sono tatticismi, non c'è niente, allora poi si può pensare di giocare altrove. Mentre col centro ancora mobile, A4, col centro ancora mobile, dopo un eventuale cambio c'è questo pedone che rimane debole, questo pedone di 6 che attualmente si potrebbe prendere di donna. Quindi questa è stata un'altra piccolissima imprecisione. Aspetta che rimettiamo i pezzi come erano prima. Però comunque Nakamura gioca a 4, la partita va proprio in questo modo. Questo era in A3, scusami. B4, cavallo in B3. Il cavallo sicuramente si è piazzato in sesta traversa per il nero, e non mi ricordo quale grande giocatore disse questa frase, dice che se hai un cavallo in sesta hai praticamente già vinto la partita, e in effetti questo cavallo è molto insidioso ed è per il momento conficcato nello schieramento del bianco. Non è necessario sacrificare la qualità, qui semplicemente il bianco continua il suo piano. D per C6. Ora, se il nero cattura con l'alfiere, questo pedone è difeso dalla donna, quindi non c'è nessun rischio. Tuttavia, questo tipo di mossa lascia al bianco il controllo di una casa importantissima, che è D5. Per non lasciare il controllo di questa casa, il nero, Nakamura, preferisce sacrificare un pedone. Quindi, anziché catturare d'alfiere, cattura di pedone. Ora il pedone C6 controlla la casa D5, però salta il pedone in D6, con donna per D6. Sembra che il bianco goda di una buona posizione, però bisogna fare molta attenzione perché le trappole di Nakamura sono sempre dietro l'angolo. Allora, cavallo D4, e ora la donna è praticamente intrappolata. Cavallo E5, la continuazione migliore, e qui subito cavallo in E4. Qui la posizione è tatticamente complicatissima, cioè è veramente tanto complicata sia da parte del bianco che da parte del nero, però qui i giocatori stanno giocando entrambi le mosse migliori. Queste sono le mosse migliori che si possono fare, compresa
torre per E4 è un'altra mossa migliore. E ora altra mossa migliore di Nakamura, alfiere in F5. Guarda ora la posizione e tutti i pezzi del bianco sono sotto minaccia. La donna è sotto minaccia, il cavallo è sotto minaccia 2 volte dall'alfiere e dalla torre, la torre e l'altra torre sono sotto minaccia. Cioè il nero veramente ha un attacco fortissimo, anche se attualmente ha un pezzo leggero in meno. Andiamo avanti. Torre per D4, donna per donna, torre per D6, alfiere E5. Ora ancora il bianco ha quasi tutti i pezzi sotto. C'ha la torre che è in presa, c'ha il cavallo che è in presa e c'ha la torre che è in presa. Cosa può fare ora essenzialmente il bianco in una posizione di questo tipo qui? La mossa migliore è questa. Torre per C6 e ora anziché andarsi subito a catturare la torre, il nero gioca alfiere C3 e comunque la torre è persa perché ovunque si muova la torre è persa, quindi con tutta calma il nero va a catturarsi pian piano tutto il necessario. Alfiere B2, ora alfiere per torre e alfiere per alfiere. Andiamo a fare un piccolo resoconto della situazione. Abbiamo il bianco che è praticamente in vantaggio, in svantaggio della qualità, perché il nero ha 2 torri, noi abbiamo una sola torre ma 2 pezzi leggeri, 2 alfieri, e gestire finali di questo tipo bisogna essere veramente dei campioni. A questo punto la partita prosegue con torre in A va in D8, lo scopo è chiaramente quello di andare in D1, quindi il bianco gioca F3 per dare una via libera al re e non lasciare l'inchiodatura. Infatti torre D1, re in F2. A questo punto il nero, essendo in vantaggio, propone dei cambi. Alfiere D3, alfiere per D3, torre per D3. Così facciamo un pochettino di chiarezza sulla scacchiera. Adesso l'alfiere è minacciato, però sarebbe inutile e chiaramente se si sposta l'alfiere cade questo pedone e abbiamo un pedone passato. Il problema è che è inutile cercare di tenere la situazione, quindi l'alfiere si posiziona in F6, in un punto che comunque mette un po' alle strette l'avversario e in ogni modo questa è la mossa migliore. Torre A3. Ora, che voi lo crediate o meno, il computer dà comunque un leggero vantaggio al bianco. Perché? Perché ha essenzialmente un pedone libero di avanzare e andare a promozione. In effetti poi sono 2 i pedoni affiancati che possono andare a promozione. Quindi qui il bianco essenzialmente doveva giocare per spingere il pedone B fino ad andare a promozione. Tuttavia, sai, quando si gioca in una partita la razionalità si mette sempre un po' da parte, ci sono 1000 fattori che giocano e quindi anziché spingere il pedone in B, il bianco gioca sul cercare di eliminare o comunque di tenere quel pedone in A, che per il momento diciamo è inoffensivo, perché quando questo pedone arriva a promozione c'è sempre il sacrificio di alfiere che terrebbe la situazione. Intanto noi siamo già avanzati con i nostri pedoni, quindi questa è una mossa assolutamente non forte che ribalta un po' le sorti della situazione con torre A6. A questo punto torre A2, re G3, torre C2 cercando di eliminare un po' di roba, C5, torre C4. Torre C4 è una mossa interessante, dici cavoli, ma il bianco adesso può catturare questo pedone, e infatti è proprio così che va la situazione, sembra messa benissimo per il bianco, ma adesso torre C8 e chiaramente qui il nero cerca il tatticismo, cioè sacrifico la torre, tu sei costretto a prendere e perdi l'altra torre.
Chiaramente il bianco è un grande maestro, vede questo tipo di sacrificio, segue alfiere in E7 per cercare di tenere quel pedone dopo il sacrificio, e dopo alfiere E7 torre B8. Adesso ci sono comunque due torri che vanno ad attaccare su quel pedone che è difeso solamente da una torre. Alfiere D6, torre in C, cattura su B4, torre A6. Qui non conveniva assolutamente cambiare per il bianco. Torre C8, C6. Il bianco riesce ad avanzare con quel pedone che sarà proprio la sua salvezza. Torre B5, H4, cercando di fare un po' di mosse che tengano un po' la situazione. F6, C7, finalmente questo pedone è in salvo perché c'è l'alfiere che lo difende. Re in F7, Re H3, torre B3 inchiodando questo pedone ed evitando anche spinte di questo tipo, e a seguito di torre B3, torre C6, H5, una mossa molto forte, alfiere F4 e torre B7. La partita si conclude così con una patta, cioè nessuno è in grado di andare in vantaggio a seguito di questa posizione. Chiaramente se si tratta di grandi maestri, magari a livelli un po' più bassi, uno dei due farebbe il classico errorino che comprometterebbe un'intera partita giocata molto bene. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un commento, io sono sempre pronto ad ascoltare i vostri feedback e ci vediamo alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!